prenotare per 3 giorni. Prenotare per 3 giorni. Sì, che tipologia di camera, signora? Singola, perché sono sola. Sì, per quando? Per il 26. Per il 26 dicembre? Sì. Per 3 notti? Sì. Perfetto, Dal noi 26 abbiamo... fino al 28, 29, 28. Perfetto, noi al momento abbiamo ancora disponibilità, c'è una tariffa promozionale Sì. e le verrebbe 60 euro per camera e per notte, pernottamento e prima colazione. 3 giorni, 70 euro. 60 euro al giorno, 6-0, Ma perché così tanto? perché è così la tariffa. Ah, va bene. Ma scusi, volevo chiederle lì la cena com'è. Noi purtroppo per quel periodo non abbiamo servizio di mezza pensione. Può andare al ristorante, ci sono diversi ristoranti qui vicino. Ma scusi, ma c'è la crisi? Come? Vai il cellulare! E c'è mio nipote che tira. Certo, immagino. Comunque Di stavo di... questi tempi, Eh? di questi tempi dico. Eh sì, signora. Signora, io sono sola. Mi hanno lasciato moroso. Cioè, avevo io un fidanzato, ma era bello. Sono contenta per lei. Meglio soli che male accompagnati. No, signora, è andato. È andato via. È scappato. No, signora, un altro senso. Come? Un altro senso. In un altro senso è scappato. No, è andato su. Ah, mi dispiace. Mi Signora, dispiace. signora, mi prende pure in giro. Io non la sto prendendo in giro. Assolutamente. Ma Non è proprio nel mio stile. ma lei è fidanzata? Io? Sì. Peccato, Come? peccato, volevo portarle mio figlio, perché voleva venire anche lui in vacanza. Natale Niente, però lì lui è sta in bello. cerca. Anche lui sta in cerca di soldi. Poverino, è brutto, è sfigato. Poverino. E vabbè, tanto c'è Maria De Filippi. Lo manda uomini e donne e lì sicuramente qualcuno gli trovano. Ma non lo accettano. Come non l'accetta? Lo Lui accettano porta i tutti. pantaloni come Fantozzi, te lo dico sempre. Porti i pantaloni come Fantozzi. Vabbè, gli faccia cambiare. Non si vuole cambiare, è sfigato. Niente, Niente va da fare. bene. Va bene, mi dispiace. Che le posso dire? In bocca al lupo, tanti auguri. Ma signora, io ho chiamato per prenotare, non per parlare del mio figlio sfigato. E lo so, è lei che mi sta parlando di suo figlio. Signora, mi sta E lo sta simpatica. Anche lei è Mi sta molto simpatica, signora Cristina. Mo la cerco su Facebook, perché io sono iscritta. Anche lei è iscritta, Anche signora mio Cristina, ma figlio. quanti anni ha? Io 62, ma io guarda che sono potente. Come, scusi? Niente, signora, lasciamo stare. Ok, d'accordo, va bene. Arrivederci, signora. No, signora, devo prenotare. Allora, per la prenotazione necessitiamo di un'email o di un fax. A garanzia richiediamo un numero di carta di credito con data di scadenza. Ma signora, lei sta lavorando? Eh sì, sto lavorando. Bello questo lavoro. Bellissimo. Vedi, se non ci sono i clienti come me che la fanno ridere, è brutta, eh? Esatto, infatti, se no non sarebbe una giornata perfetta. Fortuna che ci sono gente simpatica come lei. Certo. Salve signora, allora chiamerò un altro giorno in presenza di mio figlio, Perfetto, d'accordo. perché lui è un po' deficiente. Vabbè, poverino. Salve signora. Arrivederci, Salve. arrivederci.